Akragas Calcio in preparazione atletica in prossimità della trasferta di campionato a Foggia. Le interviste in casa biancazzurra durante i lavori in corso. Beh, credo che alla fine sia stato un pareggio giusto per come si è svolta la partita. Credo che entrambe le squadre non hanno giocato benissimo, però alla fine come occasioni sia noi che loro non ce ne sono state per vincere la partita. E quindi credo sia stato un pareggio molto giusto. Noi affrontiamo tutto allo stesso modo, abbiamo lo stesso concetto con tutti, che sia la prima, che sia l'ultima, a noi non fa differenza, abbiamo rispetto di tutti ma paura di nessuno, come diciamo spesso nello spogliatoio col mister. Quindi andiamo a affrontare questa gara col massimo impegno, dove che sappiamo che dobbiamo dare il 100%. È un pareggio che sicuramente muove la classifica, per questo dobbiamo essere contenti, diciamo, anche se magari in casa dobbiamo cercare di fare un po' meglio, qualche punto in più, ma è un pareggio, è comunque un punto guadagnato contro una buona squadra che, anche se non attraversava un momento positivissimo, ha comunque grandi giocatori, e quindi la partita è stata definita noiosa. Era una partita comunque difficile perché c'era un gran caldo, ma non deve essere questa una scusa. Comunque le occasioni sono state poche, abbiamo concesso magari 1 o 2 occasioni che potevamo evitare, e sotto questo aspetto dobbiamo migliorare, ma adesso il Catanzaro è archiviato, pensiamo subito alla partita di domenica col Foggia. Le prime partite abbiamo preso un bel po' di gol, o per errori individuali o per errori di reparto, di squadra, ma stiamo migliorando, stiamo lavorando sempre più duramente ogni giorno, quindi i risultati stanno cominciando a vedersi, perché sono 2 partite che non prendiamo gol, ma questo è frutto soltanto del lavoro e dobbiamo continuare a lavorare così per raggiungere il nostro obiettivo. Niente è impossibile nel calcio, questo lo sappiamo, perché anche se il Foggia è una squadra molto attrezzata, hanno fatto tutte vittorie, un pareggio se non sbaglio, andare a giocare lì è sempre difficile per qualsiasi squadra in questo campionato. Ma noi andremo, come abbiamo fatto in tutte le trasferte, andremo a giocarci la nostra partita con tutte le nostre forze, perché sappiamo che possiamo farcela se ci crediamo tutti, quindi andremo a giocare sicuramente la nostra partita.